È il classico rito di inizio anno, nulla a che fare però con i fuochi epifanici. Stiamo parlando dei saldi invernali. Poco più di 6 italiani su 10, secondo i dati di Confcommercio, approfitteranno per fare acquisti con un budget di spesa complessivo fino a 275 euro. Ma quanto incide la pandemia sulle nostre tasche e quindi conseguentemente sui saldi invernali? Quali consigli si possono dare soprattutto per gli acquisti sicuri? Lo chiederemo stasera ai nostri esperti, ospiti di questa sera, di Screenshot. Alessandro Tollon, Presidente Federmoda Confcommercio Provincia di Udine, buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Barbara Puschiasis invece è in collegamento con noi via Skype, Presidente Consumatori Attivi, buonasera. Buonasera a voi. E allora iniziamo da lei, Tollon, che è qui al mio fianco. Prima domanda, sentendo un po' anche i negozianti di oggi, qualche cliente, ottimisti o pessimisti su questi saldi invernali? L'avvio così a caldo è sottotono, come tutto il periodo natalizio. Anche per la pioggia. Va detto Anche per quello. la pioggia, confidiamo che tra la Befana e il weekend comunque si assesti e ci siano veramente questi 250 euro a famiglia che dovrebbero arrivare, 120 a persona, 5 su 10, quindi qualche cosa dovremmo realizzare. Io penso che anche i nostri clienti siano contenti di fare un acquisto sicuro nei loro negozi preferiti, sotto casa, nei centri storici, controllando bene i prezzi e avendo un saldo su ogni capo, magari il capo del desiderio che acquistandolo ti tira sul morale. È vero che ci sono i contagi, anche oggi nuovo record, abbiamo sfondato quota 4.000, però non siamo in zona rossa come lo scorso anno e qualche vantaggio in più si dovrebbe avere almeno dal punto di vista del movimento delle persone e anche se c'è il problema degli isolamenti. Tollon. Sì, qualcosa si vede perché ci siamo resi conto in questi anni che l'attività della ristorazione e dei bar aiuta molto anche lo shopping, quindi il fatto che l'offerta anche turistica sia con delle limitazioni ma sia aperta aiuta. Devo dire, non mi aspettavo un periodo natalizio così sottotono. Spero che nelle prossime settimane l'effetto saldi possa dare una boccata di ossigeno ai miei colleghi commercianti. Come dicevo, Sottotono a livello di quale percentuale? Se dovessimo comparare, ovviamente non si può comparare più il 2020, ma il 2019, il periodo pre-pandemia. ma io direi un 20% in meno secco. Questa è una stima fatta un po' in casa, sentendo i colleghi, quindi senza avere dei numeri dettagliati, però un 20% in meno sicuramente lo abbiamo registrato. Può influire su questo anche il caro bollette? Ma a mio avviso il caro bollette, la pandemia e tutta una serie di situazioni non positive in questo momento, anche il prolungarsi, no, dello stato di emergenza, Certo. porta a non avere una grossa fiducia nel presente e nel futuro. Per cui automaticamente, siccome l'economia viaggia a braccetto con la fiducia della comunità, dei cittadini, automaticamente si bloccano anche i consumi. Questo è un dramma. Teniamo conto tra l'altro che le frontiere sono aperte ma sono praticamente chiuse a tutti gli effetti e quindi non abbiamo neanche l'afflusso turistico Certo. che di solito porta insomma, un contributo agli incassi di un certo tipo. Puschiasis, dall'altra parte i saldi possono essere anche un curativo, usa questa parola, una cura contro l'inflazione galoppante? Allora, le famiglie ovviamente stanno affrontando dei momenti di grande incertezza, ma anche in molti casi di difficoltà, perché a prescindere da quelli che sono ogni tanto degli spot o degli annunci tanto positivi e rosei sul nostro futuro, insomma, diversi sono i posti di lavoro che si stanno perdendo, diverse sono anche le attività economiche che stanno chiudendo nel nostro territorio, ma in tutta Italia. Purtroppo è un fenomeno generalizzato che è figlio di quello che si è detto prima, quindi della pandemia, è figlio di un rincaro delle materie prime, è figlio di una sfiducia, insomma, ormai generalizzata. Abbiamo bisogno di pensare positivo, abbiamo bisogno di pensare che usciremo presto da questa crisi, però purtroppo le famiglie fanno i conti con la spesa di tutti i giorni
e insomma è evidente a tutti noi come i beni di prima necessità siano aumentati in maniera determinante, creando appunto un appesantimento di quello che è il bilancio familiare. La conseguenza di questo è ovviamente insomma, un pessimismo che si riflette nella giornata odierna, dove in realtà non abbiamo visto l'assalto ai negozi, nonostante fosse una giornata di brutto tempo e quindi una giornata dove magari la gente è rimasta di più anche a casa, sul territorio, non è andata a farsi la passeggiata in montagna o la sciata, eccetera. E quindi immagino che questo purtroppo si confermerà un po' il trend di questi saldi. Però c'è un però, nel senso che ci troviamo appunto a fare i conti con un'inflazione che è arrivata ai livelli del 2008, segna un più 3%, con un aumento dei prezzi dell'energia, quindi delle bollette, dell'energia elettrica, della luce per le famiglie, che arriverà ad oltre il 55% come aumento, e ovviamente a un aumento poi di tutti i servizi, di tutti i prodotti a cascata. Quindi i saldi in questo momento devono essere visti con un'altra ottica, cioè non quella di andare a spendere denari per cose futili, ma l'occasione per poter comprare il capo di abbigliamento necessario, che magari insomma dobbiamo cambiare, abbiamo il giaccone un po' sgualcito, un po' vecchio, un po' ecco, quindi la spesa necessaria, ed è l'occasione questo per fare queste spese necessarie non sentendo gli effetti dell'inflazione, perché appunto in periodo di sconti riusciamo a trovare capi di abbigliamento di stagione con uno sconto che può arrivare anche nei casi più rosei fino al 50%. Diffidiamo, e questo è il primo consiglio, su sconti che vanno oltre il Ecco, 50%, perché perfetto, mi ha potrebbero anticipato riguardare direttamente proprio la mia... merce la- non ah, di stagione, quindi merce outlet, merce magari difettata o di seconda scelta. Ha anticipato direttamente la mia domanda: quando è che bisogna diffidare, diciamo, dai primi sconti, chiamiamoli falsi? Quando è che ci si deve accorgere? Magari mi viene in aiuto anche Tollon, perché magari qualcuno Sì, applica degli sconti che magari non sono veritieri. beh, diciamo che la normativa è molto precisa, devi mettere il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Tra l'altro, se acquisti sotto casa, puoi anche monitorare un po' qualche giorno prima il prezzo iniziale. Diciamo che non rileviamo atteggiamenti scorretti nei nostri negozi. Ecco, la percentuale di sconto che va oltre al 50% deve allarmare un po' il consumatore, però se il capo piace, anche se ha 2 anni, o magari come succede negli outlet, può averne anche 4 o 5, se il capo piace, io direi di approfittare dell'occasione. Senta, Puskiasis, quali sono gli obblighi del negoziante e gli obblighi del cliente? O i diritti anche del cliente? Nel momento in cui acquista Allora, un capo. vorrei aggiungere un'altra cosa sul Sì, tema sconti. Purtroppo, o per fortuna, insomma, la pandemia ci ha portato molto anche ad acquistare online. E l'acquisto online è molto semplice perché è più veloce, può essere insomma più di impulso, però stiamo attenti a dove acquistiamo, stiamo attenti perché spesse volte troviamo veramente capi d'abbigliamento, ma anche altri prodotti a prezzi scontatissimi che non potrebbero essere mai applicati nella bottega sotto casa. Attenzione, perché vorrei ricordare che c'è anche il fenomeno della contraffazione e delle truffe online, e purtroppo è all'ordine del giorno. Acquisti certo. che vengono effettuati online e poi il pacco arriva o vuoto o semivuoto o con un prodotto che assolutamente non corrisponde a quelle caratteristiche che avevamo individuato nell'annuncio. Allora, quali sono gli obblighi? Uno è stato ricordato prima, quindi l'indicazione nel cartellino di vendita che segue il prodotto del prezzo originario, della percentuale di sconto e del prezzo finito. Altra cosa è la separazione tra i beni in saldo e quelli non in saldo, che siano essi outlet o che siano i nuovi arrivi o che siano beni appunto non scontati. La separazione deve essere chiara ed evidente. Altra cosa è che il commerciante deve sempre garantire
il diritto alla riparazione o alla sostituzione nel caso in cui il bene che noi andiamo ad acquistare anche a prezzo scontato sia viziato. Se non è possibile procedere alla sostituzione o alla riparazione, allora il consumatore avrà diritto alla riduzione del prezzo se comunque vuole tenersi quel prodotto, anche se fallato, oppure alla risoluzione del contratto, che vuol dire io ti rendo il prodotto che ho acquistato e tu mi ridai i soldi. È molto d'uso la pratica di non restituire i soldi, ma di dare in cambio un buono da spendere nel negozio. Ecco, questo sta all'accordo tra il consumatore e il negoziante. Se il consumatore ha l'interesse eventualmente ad acquistare altri buoni, altri prodotti, perché non tenere il buono? Una grandissima invece differenza che voglio sottolineare tra gli acquisti online e gli acquisti nei negozi fisici è che negli acquisti online è possibile recedere dal contratto, si dice tecnicamente, quindi ripensare all'acquisto che abbiamo fatto entro 14 giorni dal momento in cui riceviamo la merce a casa. Questa cosa non è possibile nel negozio fisico, ma perché non è possibile? Perché abbiamo un'occasione in più nel negozio fisico, che è quella di entrare nel negozio, confrontarci col commerciante sul prodotto e provare il prodotto, toccarlo, capire come è fatto il prodotto. Quindi in quel caso, se noi lo portiamo a casa e poi ci ripensiamo, non possiamo ritornare dal commerciante per renderlo. Ci vengono fatte diverse domande, soprattutto adesso, periodo di regali, Natale, eccetera, sul cambio merce. Cioè nel caso in cui il consumatore acquisti un prodotto magari per un regalo e sbagli la taglia, ci viene chiesto se il negoziante è obbligato a fare questo cambio di taglia. Allora, in realtà il codice del consumo non obbliga il commerciante a sostituire il prodotto, quindi a cambiare la taglia o la misura. Però in realtà quello che noi andiamo a riscontrare nei negozi è che c'è sempre la disponibilità a fare questo, quindi magari nel momento in cui effettuiamo l'acquisto per un regalo chiediamo prima al commerciante se appunto ci sarà la sua disponibilità per venire incontro nel caso in cui il regalo sia sbagliato. Bene, grazie. Allora, intanto questa prima parte del decalogo, ma immagino che sia ancora qualche altro consiglio lo potremo dare nella seconda parte della puntata. Noi ci separiamo per alcuni secondi di pubblicità e torniamo tra poco. Consigli per gli acquisti sicuri, questo è il tema della puntata di oggi di Screenshot, perché parliamo di saldi invernali, però è giusto essere consapevoli di ciò che si va ad acquistare quando ci sono gli sconti che non sono veri sconti e scegliere il capo giusto. Insieme a noi Alessandro Tollon, presidente di Federmoda Confcommercio, provincia di Udine, e collegata con noi Barbara Puschiasis, presidente consumatori attivi. Tollon, questi saldi sentivo anche varie opinioni da altre parti, magari lei al polso maggiore dei negozianti, di tutti gli iscritti che ci sono, anche di Confcommercio. Hanno ancora senso farli il 5 di gennaio, il giorno prima dell'Epifania, con un ponte, dopo il Natale? È una domanda che ci si pone da tanti anni ma che non abbiamo mai trovato una soluzione, un po' come all'italiana, no? Ci si pone tante domande ma alla fine non si arriva alla soluzione. È vero, la risposta non è immediata, infatti si discute da anni a livello anche nazionale oltre che regionale e le occasioni in realtà di acquisto a prezzi ribassati sono numerose nel corso dell'anno. Un caso eclatante è il Black Friday, che è diventato il Black Weekend, esatto. il Black Week, la Black Mese. Dove praticamente una volta erano partiti tutti dai capi, adesso si vendono macchine, arredamenti, esatto, divani. Quindi questo ha annacquato un po' l'effetto che ha avuto almeno 5 o 6 anni fa, quando è scoppiata anche qua questa moda. Poi le promozioni in questa regione sono ammesse tutto l'anno, per cui in tutti i negozi troviamo il momento di promozione anche in piena stagione, magari di un capo, di un accessorio. Quindi a questo aggiungiamo che ci sono gli outlet che fanno i prezzi ribassati, o così dicono di fare,
tutto l'anno. Poi c'è l'acquisto online, dove si cerca l'affare, si compra il capo quando lo si trova al prezzo più vantaggioso, e quindi in realtà sconti o saldi, che dir si voglia, ci sono tutto l'anno. Noi cerchiamo ancora di difendere quello che lei ha definito un rito, no? Perché in realtà la vera occasione di tutto il sistema di Federmoda, Sì. ma diciamo di tutta la moda, e rimangono i saldi. Un momento che In cui anche ci si identifica. ci si In cui identifica, c'è una grande sa che c'è. aspettativa. Credo c'è la classica mamma dice al figlio ti prendo quando arrivano i saldi. Non so che lo prendi Esatto, adesso. e c'è proprio tutto il sistema che si muove, c'è una grande promozione, anche una grossa, direi, attesa da parte del consumatore, per cui noi li difendiamo ancora, pur sapendo che l'effetto negli anni è un po' calato. Senta, sentivo prima anche Pugliasi se faceva anche riferimento all'e-commerce, al commercio online, e con mai prolifera, come proliferano anche i finti saldi, in questo caso quanto vi hanno danneggiato da questo punto di vista? La vendita online che è risultata crescere in modo esponenziale soprattutto negli ultimi 2 anni, ma non che non lo fosse anche prima, ha messo in ginocchio parecchi commercianti, e il commercio classico ha dovuto adattarsi. Da un lato ci sono le grandi catene che vanno avanti e che hanno un online anche molto forte, dall'altra parte i negozi indipendenti hanno dovuto cominciare a differenziarsi per avere un prodotto e intanto un prodotto particolare, che non si può trovare da tutte le parti, e soprattutto un servizio, quindi una consulenza fatta al nostro cliente, oltre che a un trattamento particolare, personalizzato, ma dico la consulenza quando acquisti una giacca, un pantalone, quale ti sta meglio, te lo aggiusto, te lo sistemo, tutte queste cose, alla fine quando vedi le persone vestite le noti. Certo. Ecco. Allora io chiedo alla regia se c'è il servizio pronto, dove siamo anche andati a fare un giro, se non sbaglio, a Pordenone oggi. Chiedo alla regia se è pronto, in caso lo mandiamo in onda. Sì. Benissimo, grazie a Fabio Di Bernardo. Andiamo con questo servizio. Caccia al miglior prezzo. La partenza dei saldi è stata oggi rovinata dal maltempo. I commercianti sperano di rifarsi già a partire dai prossimi giorni. Ma abbiamo sempre qualche sfortuna noi dell'abbigliamento, viene da dirti, nel senso che anche il tempo, il Covid, insomma abbiamo sempre un po' di sfortuna attaccata. In ogni caso comunque le nostre aspettative sono buone. Siamo fiduciosi per quanto riguarda le prospettive e ci aspettiamo molto interesse da parte dei clienti. Oggi la giornata purtroppo non è delle migliori visto il tempo, però ci aspettiamo che ci sia movimento, anche perché domani è una giornata di festa, quindi molte famiglie saranno a casa e ci aspettiamo che escano a fare qualche acquisto, e poi vedremo proprio con il weekend che cosa succederà. C'è un po' di tutto, naturalmente si parte dallo sconto 20% su alcuni articoli fino ad arrivare anche al 50%, quindi un cliente entrando in negozio gira e può vedere e scegliere eventuali prodotti con diversi prezzi a seconda delle nostre necessità anche. E diciamo che ieri abbiamo già cominciato a lavorare bene, oggi il tempo non è un granché, ma speriamo di fare un'ottima giornata. Vediamo stasera cosa succede. Eccoci, questo è il commento da Pordenone, insomma c'è comunque dell'ottimismo, abbiamo sentito, nonostante la pioggia di oggi, però insomma dai, siamo a inizio anno, speriamo che questo 2022 ci porti qualche novità maggiore e buone notizie soprattutto. Pugliasis, altri regolamenti, altri consigli che si possono dare ai clienti? Mi viene da dire come battuta, oggi c'è la pioggia, ma domani ci sarà il sole e saranno tutti all'aria aperta a godersi la giornata, quindi speriamo insomma che questo ottimismo trovi riscontro pian piano. Allora, altri consigli sono questi. Tanti ci chiedono, ma il capo che vado nel negozio a vedere, mi piace, eccetera, è un mio diritto provarlo? Oppure il negoziante può negarmi la prova dell'abito, del vestito? In realtà, ecco, è a discrezione del negoziante, anche se per la maggiore, insomma,
la prova di solito non viene mai negata. L'altro tema è quello degli aggiustamenti del vestito, quindi nel momento in cui, non so, qualcuno decida di acquistare dei calzoni belli della giusta taglia, però magari troppo lunghi, ecco, il rifacimento dell'orlo ovviamente, oltre a essere a carico del cliente se non è diversamente, insomma, stabilito, poi potrebbe in qualche modo pregiudicare la possibilità appunto di rendere quel prodotto e cambiarlo perché la taglia è sbagliata. Quindi ricordiamoci anche questo aspetto. Poi ovviamente ci sono tutti i consigli legati alla pandemia da Covid. E dobbiamo essere molto diligenti nel rispettare quelle che sono le prescrizioni che insomma ci hanno accompagnato in questi 2 anni. Quindi assolutamente dobbiamo rispettare le norme sul distanziamento, assolutamente dobbiamo portare la mascherina. Purtroppo sono ancora troppe le persone che all'interno dei negozi se la lasciano calare sotto il naso. Ecco, insomma, questo è... Ecco, c'è stato un piccolo problema tecnico, speriamo di ripristinare il collegamento con Puschiasis, il bello della diretta, ma ha sentito un po' anche i vari regolamenti che ci sono. Io le faccio una domanda a Tollon, ma alla fine tra isolamenti, caro bollette, piuttosto che inflazione o direttamente anche i nuovi dispositivi, nuovi ormai, che abbiamo appreso da un po' di tempo, come le mascherine, oppure la stessa paura dei contagi, che cos'è che frena di più alla fine la gente? Che cosa nota? O anche i cambi di colore, magari, che ci sono stati, che cos'è che ha frenato di più per ora gli acquisti? A mio avviso è proprio la somma di tutte queste motivazioni, aggiungiamoci anche l'uso frequente negli ultimi anni dello smart working, il fatto che ci siano meno occasioni, meno gente che gira, meno occasioni di andare magari a teatro, in discoteca, piuttosto che a cene aziendali o di famiglia, e quindi c'è un minore bisogno del capo importante, del capo più particolare, c'è più bisogno però, la moda si è adeguata velocemente, del capo sportivo, del capo comodo, del capo da tenere tra casa e fuori. E quindi ci sono anche delle nuove tendenze, queste sono anche molto affascinanti, quindi si comincia ad usare dei materiali diversi anche per le giacche e i pantaloni da uomo, quindi in realtà... Diciamo, si è cambiato questa pandemia, però ha fatto cambiare anche, diciamo, il settore dei negozianti, che capisce di più, diciamo, le nuove esigenze da parte dei clienti. Assolutamente. Nuove tendenze ha fatto nascere. E se non si capiscono queste nuove tendenze, si sta fuori dal mercato oggi come oggi. Cioè bisogna essere col prezzo giusto e col prodotto giusto nel momento giusto. Bene, allora non so se si è ripristinato il collegamento con la Puschiasis, ecco, giusto per un saluto, perché si era interrotto il discorso, stava concludendo. Io non so a che punto si è interrotto, spero che mi sentiate. No, era sui dispositivi, e ho colto la palla al balzo nel dire a Tollon se i nuovi dispositivi, piuttosto che, caro bolletto, l'inflazione o diceva anche lo smart working, l'utilizzo, meno gente in giro, qual è tra i vari fattori quello che ha inciso di più poi negli acquisti, e diceva Tollon la somma di tutto questo, aggiungendo quello dello smart working che mi ero dimenticato. E poi c'è la questione della fiducia. Non so se lei è d'accordo in questi 20 secondi che ci mancano. Assolutamente sì, d'accordissimo. Come ho detto prima, insomma, probabilmente da questa crisi economica mordente ne usciremo nel momento in cui tutti noi riacquisteremo positività anche nel pensare. Siamo tutti molto carichi, molto negativi, eccetera. Quindi, insomma, l'importante è prima di tutto uscire da questa crisi Covid. Poi l'economia, insomma, riuscirà a riprendersi sicuramente. Bene, io ringrazio Barbara Puschiasis e Alessandro Tollon per essere venuti in trasmissione, per aver partecipato a questa trasmissione. Grazie mille. Grazie a voi. E noi ci vediamo domani sempre con Screenshot. Buona serata a tutti.